Siamo qui ad Agugliaro non per chiudere l'edizione 2021 di Venezia da Terra, ma per continuare a vivere le emozioni che questa straordinaria edizione ci ha regalato. Un'edizione che ha visto diversi protagonisti ed ora rivivremo tutti questi momenti che abbiamo vissuto insieme attraverso le immagini di questo video. Questo è il terzo anno che il progetto di ricerca da me diretto, Republics on the Stage of Kings, RISC, di stanza all'Università degli Studi di Padova, collabora con Venezia da Terra. È sempre un piacere essere qui perché le attività proposte sono molte di grande interesse. Da parte nostra, come appunto gruppo di ricerca che si occupa della storia di Venezia e del suo lascito culturale nelle arti, in poesia, nella pittura, siamo fieri di poter dare il nostro patrocinio scientifico all'iniziativa e di proporre congiuntamente degli eventi che portano i nostri risultati scientifici, la nostra riflessione su alcuni temi fondamentali al grande pubblico. Si conclude anche questa edizione di Venezia da Terra. Quest'anno abbiamo ripreso in presenza e devo dire con una certa sorpresa, onestamente. Il pubblico che ha corso a tutte le iniziative è stato numeroso, attento, curioso, ha interrogato autori di volumi, ha seguito film, presentazioni di libri e quindi il bilancio è assolutamente positivo. L'allargamento sia delle aspettative che delle organizzazioni nelle sedi locali non ha prodotto un mutamento nei caratteri, io ritengo, essenziali, quelli che ci eravamo proposti di seguire fin dall'inizio del Festival Venezia da Terra, e cioè una seria conoscenza della storia locale attraverso una valorizzazione di manufatti, documenti, luoghi. Siamo qui fuori, siamo qui all'esterno di Villa dal Verme, ma anche un'attenzione all'attualità, al presente. E su questo ponte Venezia-terraferma abbiamo costruito molti, a mio giudizio, degli interventi, degli incontri, delle discussioni, dei film anche. Pensiamo al rapporto con Andrea Segre, che continua anche qui una tradizione, che mi sembrano tutti questi incontri, questi scambi, queste letture tra i momenti più importanti di questo festival, e io credo che seguiremo questa traccia anche in futuro. Cos'è stato Venezia da Terra 2021? Venezia da Terra 2021 è stato un po' un anno zero per noi, è stato l'anno in cui forse abbiamo preso consapevolezza di quello che siamo. Siamo passati da 4 ad 8 comuni, da 3 giorni di eventi ad un mese di eventi, 19 eventi. Più di 1000 persone hanno partecipato alle nostre iniziative di diversissimo tipo, spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri e soprattutto storia. La storia del Veneto, la storia di Venezia, la storia di questo meraviglioso territorio, Venezia da Terra.